Quindi questo per quanto riguarda il discorso della città squadrata, che ovviamente lo era una volta, ecco, una volta almeno 50 anni fa. Vedete Moncalieri a destra? Ecco, Moncalieri è stata allagata pesantemente 15 giorni fa, perché è molto vicino al Po, e quindi questa vicinanza di campi, di poderi, di zona, si chiama anche Italia 61, perché qui vennero celebrati i festeggiamenti per il centenario dell'Unità d'Italia. E c'era una volta una monorotaia, di cui vedete ancora tracce dei binari, mentre qui abbiamo il palazzo, vedete le luci. Allora, il grattacielo e il CTO, prima però questo è il Museo dell'Automobile, qui a sinistra. CTO è Centro Traumatologico Ortopedico, che è uno dei centri d'eccellenza per la cardiologia, e dove c'è anche, mentre l'ospedale mauriziano di cui parlava la mia collega, che però non ha tenuto conto che ormai gli ospedali sono di gestione pubblica, non è più il mauriziano che sostiene l'ospedale, è di là del ponte, così, sì. Poi andiamo su, no, andiamo sempre di là. Allora guardate il Po, mentre lo attraversiamo, vedete la torre del CTO, vedete sì, quindi è buio presto. In compenso avete la possibilità di vedere le luci d'artista che si accendono appena diventa buio, quindi da coloro che facevano funzionare i mulini. Poi con l'avvento dei ponti, che una volta erano tutti ponti così di legno e che erano fiumi, poi invece arrivò diciamo nel 600, nel 700, diciamo, il Valle d'Aosta medievali. Poi qualcuno dice perché mancano mutuo, però diciamo per il prezzo, sì, da mutuo. Una piccola deviazione qua al centro, dove potete vedere questa zona, appunto zona Liberty. Questo si chiama Corso Fiume. Vedete che si sale abbastanza rapidamente, Adesso a destra. Sì, però qua non c'è mai venuto. Allora date un'occhiata, luci permettendo, pianta esagonale, sinistra in alto, diritto adesso, prego. Ricordare, per celebrare, che bel colpo d'occhio, è qua? Madonna, un colpo di sonno te? Lo appunto per domani, ma non è importante. Sappiate soltanto, sappiate soltanto che sono proprio attivi per queste cose e progressivamente ne fanno altre. Allora qua avete i Murazzi e là al fondo c'era una volta Valentino e Valentina che sono andati a sbattere. Sono due battelli che hanno rotto gli ormeggi. Al fondo là dove c'era la luce, quella luce che si riflette sul fiume, luce gialla, là era l'imbarcadero dei due battelli. Come, quando e perché, con l'elevazione, guardate che l'acqua era arrivata oltre alle luci, era arrivata. E evidentemente ha rotto gli armeggi, che sono partite insieme, sono spaccate una contro l'altra, una è affondata e l'altra.
Qui potete cominciare a fare amicizia con i portici perché ne abbiamo 18 km. Sì, dritto, sì, sì, sì. Allora, piazza ottocentesca, architetto Frizzi, semplice, vedete? Però come tutte le grandi opere sabaude, costruita per intero isolato, non hanno fatto una casa, hanno fatto un blocco, quindi l'intera piazza. Le caratteristiche di Torino è proprio quella di essere omogenea, perché ha avuto per 300 anni lo stesso duca, capite? La stessa famiglia regnante. E allora non si smontava quello che aveva fatto quello prima, ma si continuava. E questo ha permesso alla città di avere. La città è stata pesantemente bombardata nell'ultima guerra invece, quello sì, quindi molte delle opere che voi vedete sono oggetto di restauro, quindi noi siamo le prime bombe. Perché? Perché partendo dalla Francia i primi che hanno incontrato eravamo noi. Sì. Sì, sì. Allora vedete adesso quell'omino in bilico sui pianeti? No. È che sta ruotando due cerchi e dietro di lui tutta la teoria dei... Da che parte? Di davanti. Di fronte a me. Sì, grazie. Abbassa la testa. Magnaga se te destira per terra. 12 meno 3 minuti, perché è un po'... Sopra noi. Carino, no? Quindi il portico era stata un'imposizione a doppia facciata per essere allineata al portico, perché costruendo la via si è dovuto omogeneizzare, quindi vedete i balconi tutti allo stesso livello, i tetti tutti allo stesso livello, non c'è una sbavatura del piano urbanistico. Tanti straccioni che girassero per le strade, veniva loro garantito il pasto, ma segnare come reggente per il figlio, quindi deve essere una sviccia. No. Che poi ci sono i mercatini, ve lo dico così. Vi ho detto le cose più importanti. In realtà le cose più importanti sarebbero il Palazzo Reale, il Teatro Regio qui a destra. Sì, se vogliamo sì. Facciamo del giro. Allora. Ok, allora diritto, va benissimo. Giriamo là, dove c'è quell'auto. Sì. Allora, a destra il Teatro Regio, Teatro Regio dove ci sono sulla balconata la stagione lirica espressa nei pannelli e qua si ferma il pullman, trasformare in un palazzo mettendo il tetto, i piani e ristrutturandolo secondo il suo gusto. Qua. Dunque, l'opera dunque Cristina fece lavorare il Castellamonte, mentre la facciata che noi vediamo dall'altra parte, quella è opera di Juvarra. Allora, no, ma Cristina no, sei arrivata troppo presto. Allora, attenzione, avanti. L'albero di Natale che si accende e si spegne. Adesso noi dobbiamo andare, girare a sinistra, giusto, e la tagliamo, dai. Allora qua avete, hai ragione, sono io che ho sbagliato. L'albero di Natale che si accende, poi il presepe che si accende una finestrina per volta, a destra, beh l'albero, non mi chiedete dov'è, Poi Palazzo Madama di cui vedete di qua la facciata juvariana, ci sono le bandiere, e poi adesso giriamo su noi stessi facendo fare quella, dunque la cupola che vediamo, la prima è quella di San Lorenzo e là si vede il campanile del Duomo, ma la cupola di San
della Sindone non la vediamo. Bello, no? Poi davanti all'albero di Natale, dove diciamo alla mia destra ma davanti c'è una striscia su quella via blu. Quella è una favola raccontata a strisce, si chiama Lui e l'arte di andare nel bosco di Mainolfi. Poi invece qua in via Roma, che è la via principale, vediamo le palle di neve di Enrica Borghi. A sinistra le palle di neve. Adesso giriamo e vedete tutto. Comunque adesso guardiamo a destra. L'albero di Natale è bellissimo e è stato più ricco di quello dell'amministrazione precedente. Davanti a voi invece quella costruzione bianca è Palazzo Reale. Ogni volta che voglio fare. Quest'ora comincia un po' la passeggiata, lo struscio, no? Quindi tenete conto che oggi è un giorno feriale, ma molti hanno fatto il ponte, quindi, perché c'è una quantità di persone. Come non viene fuori i colori? Perché no? Piazza Castello, via Roma davanti a me e a voi, con le palle di neve, pedonale, piazza San Carlo. Sì, esattamente. Siamo ritornati verso la Mole Antonelliana, la direzione è verso la Mole. Dai, che ti dici per la prossima settimana. Ascolta, visto così, guardarlo, saresti incantato, pensarsi al lavoro che darei. Poi adesso passeremo davanti a un bivio, alla mia destra ci sarà al fondo il museo egizio, quindi sì, lo potete vedere, ecco, dove c'è quelle finestre illuminate a destra, è tutto vicino, come vedete. Possiamo anche fermarci.
La chiesa dei Cappuccini lassù, tutta illuminata di azzurro, di blu, e poi e adesso la stanno ripristinando, ristrutturando, ma voto per la vittoria contro i francesi, eccetera. Che questa, la Gramade di Dio, anche questa. Cos'è questa in sinistra, Federica? Questa è la stazione di Porta Nuova e Piazza Garibaldi. Grazie. Guardate che meraviglia, questa a sinistra, Questa, ah sì, mi sono sbagliata, Garibaldi la chialtra. Questa è Piazza Carlo Felice. Questa chiesa santuario dove i torinesi si recano abitualmente, insomma. È la loro chiesa di riferimento. E allora, come da noi finita la messa si andava a bere il caffè o il cappuccino o a mangiare la pastina da Paolin, non so se vi ricordate, o beva cioccolata o mangiare gelato, eccetera, dipende dalla stagione. Così i torinesi andavano in questo bar a prendere il caffè, eccetera. E questo ha inventato questo caffè servito in questo bicchiere. Quindi era un po' più lunga la bevanda, bella, abbastanza calda, energetica perché aveva tutta la cioccolata, il caffè, il liquore, il pane, insomma, mezzo pranzo. Evidentemente ha incontrato il gusto, le abitudini dei torinesi. Io l'ho assaggiato, non mi aveva entusiasmato, però magari quello che ho bevuto io non era tanto buono, forse non avevo voglia di